Carissima Sardegna, finalmente riesco a scriverti questa seconda lettera per dirti I love you, perché mi piaci sempre, la sai, anche dopo aver girato il mondo e aver visto di tutto. Ho visto la grande Mulargia cinese, il Ponte dei Sospirri a Venezia, Palazzo Bitti a Firenze, il Pan di Zucchero in Brasile, gli scavi dell'antica Pumpu ai piedi del Vesuvio, i trulli di Pratobello in Puglia, il Monte Sinai in Egitto, il Muros di Berlino in Germania, la Moschea Blu in Turchia, Ottawa, la capitale del Canada e tanto altro ancora. Ma tu, che sia manna o sia picia, sei sempre la più saramanna. Insomma, sei l'agua maggiore e la flumini maggiore di tutte. Da bambino ho sempre sognato di cantare nel coro dell'Antoniano di Bolottana, ma mio padre era convinto che chi fa da sé fa torpè e già quando andava all'asilo infantile mi insegnò lui stesso la musica, la scala di Aido maggiore, la chiave di violino, il bemolle e il tiesi, la musica della Pantera Allosa e anche una canzone di Vasco Rossi, Alba Giara. E sai in quale tonalità? In sia maggiore. In quel periodo il mio paese, Oristano ma vero, si chiamava Sini e non c'era ancora la scuola. Ora infatti si chiama Siniscola e gli studenti possono usare anche lo scolarbus. I compiti li facevo con mia mamma, che correggeva sempre i miei orrori grammaticali. E pur facendo i capriccioli, lei era molto paziente e mi diceva di non preoccuparmi perché sbagliando l'imbara. Per le prime operazioni di aritmetica dicevo che 3a più quartuccio uguale settimo San Pietro. Lei si complimentava con me insegnandomi anche sesto più quarto uguale decimo manno, scrivo decimo puzzu e riporto Torres. Comunque mi dava sempre 10 e lodè e mi incitava a ragionare e a non scambiare aliento per cipolla. Al pomeriggio, non essendoci telefonini, giocavo a barallicu oppure col cerchio a pula hop, ma mi stancavo molto e sudavo 7 camisas. E quando mi alzavo dal passeggino, mia zia diceva a mia madre: sedilo il bambino che è stanco. Questa zia era così brava dipingendo che una volta a Orotelli per carnevale m'ha rivintau tutta la faccia di nero. Il mio difetto era la pigrizia, infatti ero un grande mandrolisai e mia madre diceva sempre: stai attento perché ozi ieri, ozi oggi, ozi domani in palao rimani. D'inverno andavo spesso a Sant'Andrea Frius e anche se i tetti delle case avevano la teulada, avevo sempre freddo, forse perché i muri erano in perdagius. Soffrivo di tissi e sentivo dolori a tutti gli ossi, ma per fortuna non sono mai stato contagiato dal corongivirus e quando starnutivo gli amici erano tranquilli con me e mi dicevano salute e io rispondevo San Luri Dengada e loro di niente, si magis. In quel periodo seguivo molto il sad rock and roll degli anni 50, ma le mie canzoni preferite erano Alghero tu nell'universo di Mia Martini, Sapore di Perdesali di Gino Paoli, poi 2 successi di Lucio Battisti, Il Tempio di morire e Io gerrei, non triei ma seui. Mi piaceva molto quella di Sughero Fornaciari, Per Olbia di chi, e anche tutto il suo disco, Oro, Incenso e Quirra. E ancora Bibò Pallula, La donna Cannoneris di Francesco San Gregorio, Tintarella di Tula, quella di Mina, Nurallao perché sei morto, e anche tutte le canzoni di Marina Rey, di Alex Britti e di Carlos Sant'Anna Arresi. Dimenticavo, ascoltavo spesso anche quella di Mieta con Omodeo Minghi, Vattene Amores. Il ritornello faceva Tortoli amoroso e tutto arbatax. Ve la ricordate? Per San Silvestro, il 31 dicembre, organizzavamo i genoni di Capodanno e apparecchiavamo la tavolara con le posada e i galtellini e si preparava un menù speciale: pavillonis de Dracula, cardedus sottolio di girasole, gnocchi alla romana, barattoli di carne Pimentel, trattalias di caprera, botarga di cabras, ortopollo arrosto con patatine pau, nugis e nuchis a volontà. E non mancava mai la frutta: anguria, gavina senza semini, castagne di Arizzo, ciliegie di Burcei e perfino rani Washington di Muravera, dei veri frutti d'oro. Per finire si beveva un sorso di Villacidro Murgia e, per chi non aveva molta siris, succo di Pompelmas. Toghissimo poi quando alla mezzanotte, per augurarci buon anno nuovo, urlavamo Buon anno a tutti, ip ip uras,
In queste occasioni, quando mi veniva il mal di capotesta o il mal di ventre, avevo sempre con me un analgesico o una gibalgina, ma nella peggiore delle ipotesi, quando stavo proprio male, mi trasferivo ad Anela, perché un'anela al giorno toglie il medico di torno. Una volta, in compagnia di Nuoro, il fratello di mia nuora, che per questo motivo viene chiamato anche Nuoro, dopo aver visitato le ruinas di Tarros, siamo stati in una villa speciosa sulla costa di Sant'Antioco e faceva talmente caldo che gli scogli diventavano perdas de vogu e i bagnanti, tutti scalzi, si lamentavano dicendo «Mazzaccara, Susolli, noi, balla!». Un'altra volta sono stato a Carloforte e sono rimasto sezzo al bar a solo, perché tutti i carlofortini si erano spostati in costa a seguire la tonara. Sapete, quella pesca molto violenta dove i tonni li punti e il pesce tramazza stecchito, roba da s'ammazzare. A sera, quando il sole minis tramonta e sorgono le prime stelle, era curioso vedere i pescatori di tonno rientrare a riva, che nel vedere la costa urlavano «Capo, terra!» e quelli di Portoscuso, nel sentire le loro voci, commentavano «Ma com'er che vedono Terraseo con tutta quella nebbia?». Una volta scesi a terra non camminavano scalzi, ma usavano i sandali, anche perché a Calasapone il mare era molto inquinato e c'erano maracalagonis che galleggiavano e sulla spiaggia tanti bidoni e tanti budoni della spazzatura. A fine giornata i pescatori brindavano con una bottiglia di Nuragus. In quel periodo comunque non mi trovavo a mio agius, anche perché qualche settimana prima mio cugino era mortorius di Siligosi nella miniera di Silius e volevo portargli un mazzo di florinas nei suoi loculi del luogo santo, dove si trovava in Bauladu. Quindi mi alzai di fretta e andai nell'iglesias di Domus de Maria, dove incontrai la baressa, la moglie del barone, tutta appattata davanti alla statua di San Gavino. Ho conosciuto una ragazza che si chiama Nora Siddi ed è una bravissima campiona di ballao acrobatico. Mi piace molto la sua pronuncia con la R moscia e poi ho scoperto che se dorme da sola russa, mentre con me dorme come un sasso. È una ragazza molto posata e non s'arrabus quasi mai, talmente buona che non ti mandas mai a quel paese e non ti colpirebbe mai da tergo. Ogni mattina si dà una castiadas allo specchio, si fa la tinura ai capelli e si pettina la gonnoscodina, prende il ferro da monastiro e si stira la gonnesa, poi si trucca per avere un bel V. Lei dice sempre che io sono il più norbello del paese, anzi il bono. Infatti fino a qualche mese fa ci telefonavamo abbastanza spesso e per risparmiare acquistavamo la scheda UNMI della Vodafone, così io potevo dirle a tutte le ore «Sei tutto bella e non sei per niente brutta. Per me tu sei su Spantu, anzi su Spantu 2, 100 metri più avanti». La mia settimana scorre comunque in modo assai regolare. Il lunedì mi riposo, ma ogni martedì, che in sardo si dice martis, mi taglio i baffi, mentre la barbaggia me la faccio ogni semestere. La mattina sto sempre in casa e non ne scolca mai. Di sera invece, dopo aver visitato i musei, vado in discoteca con la mia fidanzata e facciamo tanti balli di gruppo e il mio preferito è Narcao Meravigliao. Ve la ricordate? Quella del grande Renzo Arborea del programma Suelli della notte. E all'uscita andiamo al bar Umini e ci prendiamo 2 goni di gelato. A fine giornata andiamo spesso al cinema e i film che ricordo con grande piacere sono, continuavano a chiamarlo Trinità d'Agultu, Harry Potter e la pietra filosofale, Ratatouille, La classe operaia va in Costa Paradiso, Ricomincio da Triei con Massimo Troisi, La leggenda del pianista sul Goceano, Perfugas per la vittoria, Ultimo tango ad Arigi, Parenti serrenti, quello di Mario Monicelli, La piccola fiammiferagi e Todo Modolo, tratto dal romanzo di San Leonardo Sciascia. Altre volte si va a bere birra alla Talana del Lupolo e giochiamo alla morra e chi vince urla per primo «Nurra bella!». D'estate andiamo a Villa Simius perché il mare è molto limpido, un po' meno a Giorgino, dove il mare è un po' macchiareddo e grogastro. Ma non è tutto rosei quello che luccica, infatti nell'ultimo periodo non eravamo molto soddisfatti e dopo l'ennesimo litigio, alimentato da fulmini e saette, mi ha lasciato sologo e si è messa con un poco di bono. Chi di gurra su bugerro, brutta figlia di Ottana, brutta maladrosa. Ed ora sono soleminis e triste, ma mi consolo pensando, meglio orgosolo che male accompagnato.
D'altronde, anche il famoso bandito di Orgosolo, Graziano Masainas, ha sempre scelto la solitudine. Massa Sperate è l'ultima a morire e infatti sono rimasto in solità per pochi giorni perché, grazie al mio sestus senso, mi sono iscritto a fare nuoto in piscinas, dove ho conosciuto subito due ragazze, Brunella e Maristella. Entrambe avevano dei bei senis, ma tra le due la prima era la pelosa e la guzzurra e ho fatto la corte solo alla seconda, anche perché assomigliava alla famosa capitana di Baywatch, la bellissima Baumera Anderson. Come dice la canzone, i fonni son desideri e io sarei voluto andare o a Londra per incontrare Sir Diana, il fratello di Lady Diana, o a Washington per incontrare l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Ma alla fine sono stato in Egitto, dove ho visitato la capitale, il Cairo, vicino a Jerzu, ed ho potuto fare il bagno sul Mar Rosso, che da quelle parti si chiama Mar Rubio. E anche se non capivo l'arabo, non c'era nessun problema di lingua, perché parlavo molto bene l'inglesiente. Chiaramonti, la storia non poteva andare tutta liscia, e come dice il proverbio, non c'è bosa senza spine. Infatti, sono stato costretto ad andare dal dentista per togliermi un molara. E successivamente mi sono beccato la maledizione di Tutankhamon, perché dopo aver mangiato una serramanna di fichi d'India mi sono accorto di essere un po' stintino. Per fortuna qualcuno mi ha consigliato di bere del filo Montiferro per avere un po' di flussio nelle tratalias e nei budelli, e tutto si è risolto nel migliore dei modi, con un po' di liscia di vacca. Mi piace farti sapere che, oltre te, mia cara Sardegna, amo tanto anche la mia patria, l'Italia, e che le squadre del mio cuore sono, per il calcio, il Cagliari con Gigi Riva e con Daniele Conti, il mitico Campidano, e per il basket la Dinamo Sassari, col suo instancabile presidente Stefano Sardana. Sul Cisinfundo ti dico che la Costa Smeralda è bella, ma la vera Sardegna sei tu, con tutti i tuoi 300 Burgos, i Nuracchi, i Monti, le Turri, las Plassas, gli usini e i costumi. D'altronde lo dice anche il proverbio, meglio un ovò da oggi che una gallura domani. Ciao Isuledda mia, ti mando tanti sanluri e sperando che stiate bene tutti, ti auguro un mare di orto bene. Grazie Milis per tutto quello che ci hai regalato. Con amore, il tuo Sardus Filius.